Al grido di Ferma lo scempio in città, dallo scorso 24 settembre è partita la raccolta di firme promossa da Italia Nostra e FIAB di Belluno a sostegno della petizione da depositare al Consiglio Comunale. Capitozzature estreme e mancate ripiantumazioni hanno fatto perdere la pazienza alle due associazioni. Una in particolare, Italia Nostra, dopo l'abbattimento delle acacie del Belvedere, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica e poco conta se quelle piante ammalorate sono state immediatamente sostituite, afferma l'assessore ai lavori pubblici Franco Roccon, che con la collega all'ambiente Lorenza Dekunovic hanno presentato i punti salienti della gestione del verde urbano a Belluno. Tutto quello che facciamo è certificato da degli specialisti agronomi. Cerchiamo di salvaguardare il verde urbano perché è importante per la nostra cittadinanza, ma soprattutto per la sicurezza dei nostri cittadini, dei nostri bambini nelle scuole. Le segnalazioni dei cittadini piovono a raffica negli uffici comunali preposti. Ogni ramo fuori posto, ogni pianta che si suppone in difficoltà vengono puntualmente monitorati da esperti agronomi. In alcuni casi l'ordine perentorio è dell'abbattimento, in altri si interviene con trattamenti farmacologici, spiega Dekunovic, che annuncia la piantumazione a breve di 41 nuovi alberi nel viale prospiciente i magazzini comunali di Marisica. Accuse pretestuose e messaggi distorti vengono consegnati alla cittadinanza da queste associazioni che abbiamo incontrato almeno 5-6 volte, dice l'assessore Roccon. Chiedo alle due associazioni che stanno raccogliendo le firme contro il Comune di Belluno, perché sembra sia un delinquente nei confronti del verde, in realtà non è proprio così, insomma l'abbiamo dimostrato nell'area del Belvedere, negli interventi di Piazza Martiri, in altri interventi che andremo a fare qui in avanti. Siamo ben puntuali anche con i nostri agronomi e con i tecnici. Puntualizzazione a parte merita la questione del piano del verde e del regolamento richiesti a gran voce da Italia Nostra e FIAB. Il piano, previsto dalla legge del 2013, è uno strumento di pianificazione urbanistica volontario, non obbligatorio come sostengono le due associazioni, adottato solo dall'8% dei comuni capoluogo in Italia. Il regolamento del verde risulta approvato nel 66% delle città capoluogo. La fonte dei dati è l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È nostra intenzione, prima almeno di andarcene, spero, di poterlo realizzare. Nel piano del verde è previsto anche il regolamento, quindi è tutto di conseguenza. Ma la coperta è corta perché per realizzare il piano del verde servono risorse, al momento non nella disponibilità del Comune.